a Jesolo alla prima edizione della Coppa Veneto Under 13 maschile, che si è svolta tra ieri e oggi tra le città di Jesolo e San Donà. La neonata manifestazione di fatto sostituisce la Coppa Veneto Under 14 in favore delle categorie di atleti più giovani. Stamattina si sono giocate parte delle semifinali e tutte le finali che hanno dato via via delineato la classifica fino ad arrivare alla finale terzo-quarto posto, che ha visto vincere il team dello Spesso Belluno contro la Sile Volley per 2-0. Cambiano le categorie in campo, ma non le protagoniste della finalissima. Volley Treviso contro la Chio Ene Padova infatti sta per scendere in campo. A tra poco quindi con l'intervista ai protagonisti di questa prima edizione di Coppa Veneto e buon volley a tutti. Abbiamo il saluto che verrà seguito dalla foto di rito
bisogna battere sull'80, che va bene, battere sull'80, facciamolo un po' muovere, va benissimo, va bene, ci siamo, continuiamo così, partiamo bene a muro. Siamo con Alberto Tosatto e Mattia Boninfante, rispettivamente allenatore e capitano del Volley Treviso, campione Coppa Veneto Under 13 maschile. Alberto, finalmente, com'è andata? Raccontaci qualcosa su questa finalissima. Beh, intanto sono 2 giorni di esperienza per i ragazzi che hanno avuto l'opportunità di fare gruppo e di stare insieme, quindi complimenti a chi ha organizzato questa formula, perché l'Under 13 spesso non ha la possibilità di giocare tanto, e già a dicembre poter fare un torneo del genere, stare 2 giorni insieme, questo è già un bel risultato. Mattia, tu cosa vuoi dire ai tuoi compagni? Che siamo stati tutti bravi, anche nei momenti difficili siamo riusciti a tirarci su, e quindi penso sia stata una bellissima esperienza. Siamo qui con Alice Biasini e Marco Barbiero, rispettivamente allenatrice e capitano della Chioene Padova. E Alice, tanti visi nuovi, com'è andata? Tutti quasi, direi, sì, tutti nuovi. È andata che ovviamente è difficile parlare dopo che si perde, perché rimane sempre tanto amaro in bocca. È andata che ce la siamo giocata, che sicuramente è stata la nostra prima esperienza ad un livello così importante. Marco, tu che cosa vuoi dire ai tuoi compagni? Beh, allora siamo stati bravi ad arrivare fino a qua e l'anno prossimo ci rifà. Allora in bocca al lupo e buon lavoro.